Lo sviluppo urbanistico di Bassano agli inizi del Novecento passa anche per la storia di Viale Venezia. Del resto, già da questa immagine scattata dopo l'inaugurazione del Ponte Nuovo, quindi l'estate del 1917, si vede come la città fosse ancora chiusa dalle sue mura. Tuttavia, a causa del forte incremento della popolazione che si era registrato con queste cifre e con queste percentuali, si poneva per Bassano il problema di quale dovesse essere la direzione per il futuro sviluppo e la crescita demografica della città. Le mura che la cingevano per tutto il perimetro vennero abbattute già nel 1887 ad opera di un'amministrazione laica e progressista, diremmo meglio anticlericale, dato che a causa del non expedit la partecipazione della componente cattolica, pur forte alla vita politica della città, non c'era. Ebbene, questo carattere anticlericale si legge nella scelta del nome con cui venne indicato il grande viale ricavato dopo l'abbattimento delle mura, che si chiamò Viale 20 Settembre, a ricordo della presa di Porta Pia e quindi della fine del potere temporale del Papa. Le mura cingevano anche a sud la città, qui vediamo dove sorgevano in direzione dei giardini Parolini, e anche qui vennero abbattute per la costruzione, a partire dal 1904, del nuovo edificio per le scuole elementari, che venne pensato allora per accogliere 1400 bambini in 28 aule da 50 alunni ciascuna. Altri tempi. Altri tempi nei quali l'opera importante per lo sviluppo urbanistico della città venne anche dal sindaco Antonio Giaconi Bonaguro, nel 1889 eletto consigliere comunale e nello stesso anno sindaco. Tra le sue varie iniziative fondamentale fu la soluzione al lungo e secolare problema dell'approvvigionamento idrico per la città. Venne sotto la sua amministrazione costruito l'acquedotto e nel 1895 a sue spese, a celebrare la cosa, eresse la fontana che tutt'oggi esiste in piazza Garibaldi. Ma dal punto di vista urbanistico la sua scelta importante fu quella decisa in base a una legge del 31 maggio del 1903 che autorizzava i comuni a costruire case popolari, concedendo forti agevolazioni finanziarie. Il sindaco approfittò di questa legge e, acquistando un terreno di proprietà della parrocchia dell'ospedale civile, che era posto in zona via del Bastion, oggi chiamiamo la strada o quello che rimane via Mure del Bastion, quindi a sud della città, quello che diventerà di lì a poco il quartiere operaio di via Bonaguro. Nel frattempo il sindaco era mancato e quindi si decise di dedicare comunque a lui la via con tutte le case popolari che tutt'oggi esistono. Sempre a sud della città arrivò anche la scelta di Monsignor Gobbi, che si prefiggeva da tempo di sostituire Santa Maria in Colle, chiesa troppo
piccola, seppur importante storicamente per la cristianità cittadina, con un nuovo duomo. La sua prima idea era stata quella di completare San Giovanni, che ha una facciata notevole, ma una profondità che non corrisponde all'imponenza. L'idea di completare San Giovanni fu bloccata a più riprese dalla presenza delle carceri e dai rifiuti statali di spostare queste. Ragion per cui Monsignor Gobbi decise alla fine di collocare il nuovo duomo della città a fianco della via Bonaguro e quindi delle case popolari e a fianco, nell'altra direzione, del patronato San Giuseppe, che aveva appena costruito e ammodernato all'imbocco di via Ognissanti. Risultato: 1908 viene posta con grande enfasi, lo vediamo in questa immagine, la prima pietra del futuro duomo della città. In realtà la cosa non fu accettata dai bassanesi per tanti motivi. In questa immagine si vede sullo sfondo quello che era l'abside del futuro tempio ossario già costruita, ma si vede anche come le mura chiudessero, in questo caso via Verci, e quindi il terreno era dove venne costruita la nuova chiesa, era ritenuto di una zona malsana, paludosa, scomoda da raggiungere, oltretutto vicina alle famigerate, tra virgolette, case popolari. Ragion per cui si chiamò il nuovo edificio Santa Maria in Busa. Il Monsignor Giovan Battista Gobbi del resto non era molto bene accetto in città, anche per altri motivi che vennero riassunti in una lettera anonima che un gruppo di onesti amanti del vero benessere di Bassano mandò al nuovo vescovo della diocesi, Monsignor Rodolfi, in occasione del suo insediamento. E in questa lettera si legge che invece di fare il parroco, Monsignor Gobbi dimostra di non conoscere le sue pecorelle perché ben pochi lo salutano ed egli non conosce nessuno anche perché è corto di vista. Risultato: l'edificio della nuova chiesa, che vediamo qui in basso, è ancora incompleto quando, nel pieno della Grande Guerra, viene costruito il Ponte Nuovo. In quest'altra immagine lo vediamo pure incompleto. Bassano però aveva già avuto la linea ferroviaria che la collegava a Padova e a Venezia, e nel 1910 arriverà anche la linea ferroviaria verso Trento. La stazione internazionale di Primolano, che segnava il confine prima dello scoppio del conflitto tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Ebbene, è qui che il conte Pietro Van Axel decide, nella zona est della città, immediatamente al di là della linea ferroviaria, che doveva essere costruito un nuovo viale per favorire lo sviluppo commerciale e industriale della città, che era stato stimolato dall'arrivo della ferrovia. Per questo motivo, l'8 agosto del 1908, il sindaco Remondini, che abbiamo visto insieme con il conte Van Axel, posa la prima pietra del cavalcavia in quello che poi sarebbe diventato il viale Venezia. La zona la si vede bene in questa immagine fotografica aerea. È qui che Van Axel acquista alcuni campi di proprietà dei signori Bernucci
in una zona compresa tra il Viale delle Fosse, la linea ferroviaria per Trento e a nord la strada asolana e a sud la via dell'Ospedale. In quest'altra immagine si vede bene come e dove viene a essere iniziato il Viale Venezia. Ma chi è il conte? Bene, il conte apparteneva ad una famiglia veneziana di origine fiamminga, arrivata a Venezia alla fine del XV secolo, che era stata sovvenzionata che aveva sovvenzionato la Serenissima nelle guerre contro i turchi e per questo nel 1665 aveva ottenuto il titolo nobiliare. Una villa dei Van Axel era anche ad Altivole e in particolare ad One di Fonte, dove viveva in questo edificio il conte Pietro, che oggi è sede del municipio. Ebbene, la costruzione del Viale Venezia riuscì, no, un primo tratto lungo 190 metri, largo 16, compresi due ampi marciapiedi e, come si vede, piantumato con palme per dare un tono signorile di riviera. E gli edifici che testimoniano lo stile Liberty di allora. Questo è un documento di compravendita di allora. Ebbene, venne inaugurata la ferrovia nel tratto fino a Carpanè nel 1909 e nel tratto fino a Primolano, come dicevamo, nel 1910. Questo è il viale e nella direzione del Viale delle Fosse e si vede a sinistra l'edificio della caserma Cimbele e Ferrari. A proseguire il viale verso sud, il conte Van Axel acquistò altri terreni e, come si vede, anche oltre il viale oltre il cavalcavia, il viale Venezia si prolunga, arrivando a intercettare la strada asolana che spiega il motivo della curva in fondo al termine, oggi si chiama così, del viale stesso. Da dire che il confine era segnato appunto dalla via Asolana, oggi via Piave, e questa è la curva che dicevamo. Dopo la Grande Guerra il conte Van Axel costruisce anche il viale Montegrappa che si legge oltre l'incrocio del Termine e secondo uno stile architettonico viario analogo a quello del viale Venezia ne è la prosecuzione verso nord. E da dire che i confini tra Bassano e Cassola rimangono ancora oggi quelli tracciati allora, vani furono i tentativi di allargare o modificare questi confini dopo che, lo si vede in questa immagine, nel 1925 nacque lo stabilimento delle smalterie e ci fu uno sviluppo enorme della città in questa direzione. Qui i segni dell'espansione urbanistica e del successo dell'intuizione del conte Van Axel.